Bene, in BCTV siamo di no che in Ciriaco Campus, il professore Ciriaco Campus, lo chiamiamo, perché è stato docente di scultura all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, del Sassi, Milano, Napoli, Roma, e come vivete in Roma ed è insomma un artista meta famoso, visto che si stampa la tabina l'ha dedicata una pagina molto importante proprio presenta l'artista poi su valore cata, ma poi dal suo curriculum che voi ha proposto sicuramente voi avete visto persone estere, insomma, e comunque come naturalmente è uno vestichieso che come vamos a presentare, ha tanto parentesi in vizi, sono del Campino, ammentamo spuro chi veste via di incarchi canzone su tenore dei vizi, Remuno e Locu, Cannonara Campanella Denghiola, Veneta da Torino, Canno si dorme Campino, Zagama tua si stucca sola, cioè conta Tatanielle Cosello, il Campino fosse su Manneggio o su Mannai, non nisco che siamo le danne sottichente praticamente. Il girato che in una campanella comporata in Torino che ha nato di stimonzu al suo processo Sata Museo e quindi il girato di che in questa campanella che però è diversa da questa campanella io che a Saservecchese e tanno la Servecchese abituata a questa campanella normale non si schitta iana ma che hanno sono gli accusta le campanella si schitta iana e succa iana sola dai quella canzone che hanno si dorme Campino la gama si succa sola e tanno benenne tabbistiti voce riaco Grazie. e non naras con po' parte no, magari cominciare dal Reino. Allora, due cose. Una è che nell'80 ebbi modo di conoscere alla Rotonda della Besana a Milano il gruppo dei Tenosi di Bitti. Alla fine del loro concerto mi sono presentato e loro sono stati molto contenti perché ero il nipote della canzone che poi loro in quel caso avevano cantato, appunto Campanella Brenniola, no? Che ogni tanto agli amici
racconto questo episodio di questo nonno che insieme ad altri bittesi erano andati a testimoniare a Torino, perché evidentemente, almeno pare di ricordare che era l'uccisione di un sindaco o qualcosa del genere, per cui il tribunale competente era Torino, e il giorno della partenza si era praticamente perso, e nel girovagare nella città aveva trovato questo mercato dove vendevano le campanelle, che le mettevano alle mucche valdostane, quindi erano evidentemente di bronzo, e quindi avevano un suono completamente diverso da quelle delle campanelle sarde che facevano allora, magari usando il batacchio della gamba dell'agnello piccolo, no? per cercare di fare rumore. Comunque, a parte questo, la cosa che hai introdotto tu del lavoro con le rovine è un breve filmato che mi ha girato Gianfranco Rosi, che è un amico che è famoso per Fuoco a Mare, per Notturno. Adesso ha fatto anche un film su Papa Francesco che è stato presentato alla Biennale di Venezia, e mi ha fatto questo. Man mano che lavoravo, lui veniva, faceva un pochettino di riprese e dopo le ha messe tutte assieme. Il senso e il significato di questo lavoro è sulla modernità, nel senso che a fine Ottocento, quando è nata appunto il sistema capitalistico moderno, che prometteva che sarebbero stati risolti i problemi materiali e spirituali della umanità, e allora diciamo un elemento molto importante della modernità era il costruire, no? L'edificare, il grattacielo. Infatti c'è un famoso quadro di Boccioni del 1906, mi pare, che era appunto la città che sale, quindi erano delle case che costruivano piuttosto alte a Milano, eccetera. Ecco, a distanza di 200 anni io faccio il riassunto un po' di questo che è rimasto di questo costruire. C'è questa parcellizzazione, questa diciamo una quantità infinita di residui edili, che sono pezzi di mattone, pezzi di corrugato, fili, pezzi di vetro, eccetera, che però vengono tutti quasi incorniciati all'interno di una cornice che tu hai avuto modo di vedere, è colorata un po' alla Barbie, no? Però man mano, come hai visto nel filmato, io tolgo la polvere da dentro il quadro, perché voglio che venga fuori una cosa settica, un po' come le distruzioni che noi vediamo in televisione. Quindi quel vetro che sta davanti in qualche modo è lo schermo dell'iPad, della televisione, insomma dello schermo, quindi quello che vediamo è una cosa relativamente vera, insomma è una messa in scena della distruzione, nel senso che non c'è delitto lì, non c'è la polvere. E quindi poi però con quella cornice mi diventa quasi un oggetto di arredo, in senso volutamente provocatorio, e un po' è la caratteristica del mio discorso, questo lavorare sul doppio binario del vero e del non vero, del vero e del falso, no? Che è un po' caratteristica. Io qui lo dico e contemporaneamente qui lo nego. Ecco, questo che è un po' la caratteristica anche del tempo che viviamo. Comunque fammi pure altre domande, che sono qui in ascolto. Questa maniera del travagliare tua, insomma, di esprimere l'arte tua, insomma, l'hai presentato in tante occasioni. A Sabina si è inventato un'azienda, By Life, e questa azienda nascia sopra di formulazioni abbastanza complicate, per chi è, insomma, non è proprio a livello elaborativo, come potete essere un artista su questa cosa. By Life in arata che si rappresenta attraverso la simulazione, realizza una precisa strategia comunicativa. Qual è questa strategia comunicativa di questa azienda, che poi intervenuti in diverso loco in questa azienda By Life? Sì, esatto. Allora l'idea, partiamo dal presupposto che quando
un'opera, che sia un quadro, che sia una scultura, che sia un video, che sia una fotografia, eccetera, in qualche modo esprime il punto di vista dell'autore, no? Cioè il punto di vista soggettivo sulle cose che mette in evidenza l'artista. Realizzando questa azienda, questa sorta di multinazionale che aveva anche un consiglio di amministrazione, finto naturalmente, poi tra l'altro il nome stesso ByLife non vuol dire nulla, nel senso per la vita, tieni presente che c'è anche iLife, ProLife, poi questo life è stato molto utilizzato. E questa azienda che praticamente si presenta come un'azienda che fa delle cose, è fatta e utilizzata, è inventata per desoggettivizzare l'intervento dell'artista, cioè di fare in modo che quello che viene mostrato non lo fa l'artista, ma lo fa una azienda X, e quindi è in qualche modo impersonale la cosa. Quindi non ci sono quegli elementi tipici che sono il punto di vista dell'artista, ma è una cosa che in qualche modo si autofa da sola. Quindi faccio un esempio. Nel caso di una ristrutturazione del Museo di Arte Moderna a Roma, io ho messo su dei tubi innocenti, ho fatto mettere su dal comune un'impalcatura con tanto di pubblicità, tanto di tutti quegli elementi che sono tipici quando si fanno le ristrutturazioni, quindi divieto di ingresso ai non addetti ai lavori, l'illuminazione notturna, la pubblicità, le tende parapolvere, eccetera. La gente che ha visto quel lavoro lì non ha pensato che fosse un lavoro fatto da un artista, ma ha pensato che stavano ristrutturando l'edificio, il museo. Però il però è d'obbligo, nel senso che a un certo punto io ho inserito una specie di cuneo in tutto questo convincimento, questo pensiero da parte dello spettatore, che era costituito da un cartello che avvertiva che quel museo non diventava più un museo, ma diventava un grande magazzino. C'è stato un cambio di destinazione d'uso da parte del Comune di Roma, numero, eccetera, tanto di ingegnere, tanto di architetto, geometra, eccetera, eccetera, inizio e fine dei lavori, utilizzando quelli che sono i font tipici dei cartelli che si mettono quando ci sono le ristrutturazioni. Non solo, ma c'era un esempio di che cosa avrebbe venduto questo grande magazzino. Praticamente vendeva dei mantelli di sciamano, e quindi erano ben esposti in una vetrina antiproiettile che avevo fatto fare apposta. Quindi tutti gli elementi che uno vede è portato a ritenere che quella cosa sia vera. Quando è ben convinto che quella cosa sia vera, gli metti il dubbio che forse vera non è. Ecco. Allora questo elemento, diciamo, è quello che a me interessa, cioè arrivare a un punto dove lo spettatore, rispetto a ciò che vede, si chiede se è o non è. Ecco. E questo dubbio lo costringe a farsi un esame di coscienza rispetto alle cose. E quella sempre di scassa. Sì, ma anche a Castel Sant'Angelo lo stesso, avevo fatto un campo umanitario ideale, perché i curatori della mostra, che era l'anno del giubileo, mi avevano chiesto di dire come il sentimento religioso si manifesta in mezzo alla gente nel sociale nell'anno del giubileo 2000. Mi avevano messo a disposizione una porzione del Castel Sant'Angelo, erano 400 metri quadri, e io mi sono inventato, per fortuna c'erano le poste che sponsorizzavano tutto, altrimenti non avrei potuto realizzare un'opera così grande. Ho messo tutto il legno a terra, ho messo l'erba sintetica e ho messo tantissime tende. Ho fatto una sorta di piccola cittadina con tanto di alberelli,
con tanto di raccolta differenziata, con tanto di stand dove c'era la standista che distribuiva i gadget, eccetera. Questo campo umanitario ideale che io avevo realizzato rispondeva appunto alla domanda che i curatori della mostra mi avevano fatto, e cioè che un sentimento religioso, anche se non è religioso ma è una sorta di pietas universale, si ha quando si hanno delle emergenze di tipo umanitario, come ad esempio quella dei rifugiati. Tieni presente che allora non è che si parlasse molto di rifugiati, e questa è anche un'altra mia caratteristica, quello di puntare l'obiettivo e il cannocchiale rispetto a quello che accade intorno a noi nella realtà, e in qualche modo registrare via via, di volta in volta, attraverso un lavoro artistico. Ecco, questo. E rispetto al fatto di realizzare una cosa piuttosto che un'altra, oltre che rispondere alla domanda che mi era stata fatta, c'è da considerare che il luogo mi ha chiesto in qualche modo un intervento senza rigetto. L'intervento senza rigetto è nel considerare che la memoria del posto per me è una cosa molto importante, ovvero sappiamo che nel Cinquecento gli amici del Papa, quando c'erano dei nemici attorno, scappavano e si rifugiavano tutti a Castel Sant'Angelo. Evidentemente erano così tanti che non riuscivano a entrarci tutti, e quindi tiravano su nei torrioni degli accampamenti veri e propri. Quindi nel realizzare un accampamento, in qualche modo la memoria del posto ha accolto naturalmente, come dire, ho già visto in passato questa cosa. Ecco. E tu è che la scollita puntuale è questa cosa. Andiamo da questa cosa che s'appressa, che mi ha incuriosito metta questa cosa. S'appressa, che non bisogna questa ramazzine, che esicchi ne sono fatta satira, causa la memoria, però poi spiegalo tu e che ti rispiegalo. Queste sono, è un lavoro su una gara tra la memoria dell'uomo e la macchina. Praticamente nella macchina sono raccolte 1500 immagini. Ogni 2 secondi e mezzo viene fuori un'immagine spinta da un pistone, entra in scena e poi c'è una sorta di pressa che la schiaccia, che la piega e la schiaccia. Quando lo spettatore vede un'immagine, dal profondo di se stesso, non si sa come e dove dove sia depositata, emerge immediatamente il ricordo di quella immagine. Ecco, in questo caso questa è la pressa della Germania, la storia della Germania, che è una mostra che avevo fatto a Berlino. Questo, se non sbaglio, è Beckenbauer, credo, quantomeno un calciatore della nazionale tedesca. Infatti sulla destra vedi che c'è anche la bandiera tedesca. Quella era una pressa, si chiamava pressa della Germania. E quindi ogni volta che viene fuori un'immagine, lo spettatore la riconosce. Però capita spesso che la riconosce, però in quel momento lì gli sfugge il nome, no? Gli viene sulla punta della lingua, però quando sta per venirgli il nome, proprio in maniera, diciamo, spietata, arriva una seconda immagine. Quindi questo si ritrova con 2 problemi da risolvere: quello prima che si stava ricordando e quello nuovo. Quindi si ostina a fare un po' come nel caso di Charlie Chaplin in tempi moderni, quando lui avvita i buloni in continuazione di corsa e poi viene inghiottito dall'ingranaggio della macchina, no? E lui si ostina ancora. Ecco, accade esattamente questo, cioè che uno cerca di imporsi alla macchina o di gareggiare con la macchina, alla fine si rende conto che la macchina invece vince. Allora si abbandona a se stesso e vede queste immagini che scorrono davanti alla sua memoria e che riguardano la storia e il vissuto di una persona perché viene presa in considerazione dal 1960 fino al 2010, quindi 50 anni esatti. Quindi quelli che hanno vissuto quel periodo lì vedono le immagini che hanno caratterizzato il loro vissuto. Ecco. E che in questa cosa della memoria, tu hai giocato meta, hai fatto la opera spuru, perché questa mostra di Venezia, in un base
inventato questa tenna, ti pare una tenna militare, insomma. Ecco, spiegano pure un po' Quella questa era durante in occasione della 54esima Biennale di Venezia, che avevo chiesto all'azienda di tende di Torino, che si chiama Ferrino, se mi sponsorizzava una tenda di quelle dimensioni, e per l'appunto loro avevano realizzato 13 tende per l'esercito italiano in Afghanistan e gliene era avanzata una, ne avevano consegnate 12 e una gli era rimasta, e quindi ben volentieri hanno detto ok, te la prestiamo. Sono venuti gli operai, 5 operai per montarla, perché pesa 8 quintali quella tenda lì, e sono 50 metri quadri, c'ha dei tubolari esterni in metallo e poi si gonfia, praticamente normalmente viene usata per scopi, diciamo, militari. Ecco, militari vuol dire anche per i medici, oltre che per in azioni operative, eccetera. E lì dentro io ci ho messo poi una serie di monitor, 7-8 monitor, che appunto mandavano in onda tutta una serie di immagini, e quindi mi sono così inventato come se quello fosse il luogo dove veniva, in una situazione sempre di emergenza, curata la memoria dell'umanità attraverso l'archiviazione di tutte le immagini che potevano circolare in rete. Ci fu un qualche problema al momento quando era stata montata e i tecnici della Ferrina erano andati via, che a un certo punto il ministero disse no, quella tenda lì dietro, la scritta Italia non può stare, assolutamente bisogna smontarla. Io ho detto ma io non posso smontarla, perché a parte che pesa 8 quintali e poi non sarei stato neanche capace, perché ormai l'inaugurazione era prevista di lì a 2 giorni della Biennale di Venezia, per cui è passato un giorno che non si sapeva come sarebbe andata a finire, se ci fosse stata una censura, ma alla fine il Ministero ha preferito non alzare la voce, quindi la cosa è passata così un po' in sottotono. ecco, questa mi ha incuriosito a me, questa stanza dell'odio. Sì. Cioè, te messaggio che si sta fuori da questa stanza dell'odio. La stanza dell'odio, e basta che noi viviamo, guardiamo tutto il mondo dei social e ci rendiamo conto che c'è una violenza proprio senza limiti, estrema, gratuita. Qualsiasi cosa venga detto o fatto nei social, c'è qualcuno che prende spara a zero contro, che sia una persona, diciamo, destabilizzante come può essere Trump, o che sia una persona tranquillizzante come può essere Papa Francesco, che predica amore e pace, c'è sempre sicuramente qualcuno che spara addosso all'uno e all'altro. Ecco perché ho fatto 3 lavori che adesso vorrei riunire in una mostra unica, magari concentrandole in 48 ore, vietandola anche ai minori di 16 anni, e magari anche impedendo anche ai visitatori di fare foto e video, perché intanto verrebbero immediatamente chiusi, no? Se per caso fossero postati sui social per istigazione alla violenza. Se tu pensi ad esempio che la pressa di cui parlavamo prima, YouTube me l'ha chiusa immediatamente, perché dice che è un'istigazione alla violenza, quando in realtà non c'è alcun intento negativo nello schiacciare queste immagini, no? Ma è piuttosto un gioco tra la macchina e la memoria per far emergere da profondo di noi stessi dei ricordi, eccetera. Però tant'è che l'algoritmo di YouTube ha deciso di chiudere la pressa, così come anche altre cose che mi ha chiuso. Però detto questo, la stanza dell'odio, ho fatto 3 lavori. Uno è il cecchino. Il cecchino c'è praticamente uno che spara, che però non si vede, spara a tutto, cani, gatti, al Papa, a Snoopy,
a neri, ebrei, musulmani, proprio in maniera indiscriminata, proprio non vede. Ecco, in questo caso ecco, questo proprio non si ferma di fronte a niente. Ecco, e uccide ben 729, perché poi li ho contati, persone di tutti i tipi, di tutte le razze, di ogni essere, ogni presenza umana o non umana sulla Terra, spara tutto qua. Questo è per sottolineare appunto quello che accade nei social. Nei social poi ho fatto una ricerca e ho visto quali erano le parole più, gli insulti, le cattiverie più usate, e le ho realizzate su dei cartoni. Poi questi cartoni sono stati dipinti, poi sono stati bagnati, poi sono stati, diciamo, messi sotto forma di installazione. Questa è la seconda opera. La terza opera, ecco, questi sono i cartoni. Poi la terza opera invece sono i fanghi. Anche qua sono sempre degli insulti, soltanto che vengono realizzati sul fango. Quindi c'è da un lato l'insulto che un po' testimonia il nostro tempo, però c'è questo gesto, diciamo, primario, che è questo dello scavare con un bastone il fango, che è un gesto, come dire, antico, primordiale, no? Atavico. Quindi ci sono questi due elementi che si congiungono e che danno poi al risultato del lavoro una certa energia, una certa forza. Adesso li voglio appunto radunare tutti assieme e realizzare una mostra che si chiamerebbe Le stanze dell'odio. Ecco, arriviamo alla sua ultima mostra, questa l'assenza invadente del divino, cioè sviluppo di una frase, insomma, a che ha supposto Deus, ecco, travaglianne pro Deus, allora, fa che ne travallo pro de Deus, cioè, chi è che quer fare che questo travaglio che normalmente pensiamo fa Deus, questo di abbaitare a tutto, di mantenere sotto controllo, o che non si va in a chi viene fatta e ti scontrabatta e così via. Chi è che ma in realtà questa frase fu detta dall'amministratore delegato della Goldman Sachs nel 2009 a novembre, in un'intervista a un giornalista di un quotidiano economico londinese, disse che loro, i finanzieri, i banchieri, gli speculatori, insomma tutti quelli che trattavano l'economia ad alto livello, facevano il lavoro di Dio. Ecco. Questa affermazione, che mi è parsa piuttosto arrogante, mi è tornata in mente una volta che stavo in Africa, e mentre gli amici guardavano gli animali nella savana, fotografavano gli animali, io mi soffermavo a fotografare invece, perché ero affascinato dalle cacche di questi animali, cioè c'erano di tutte le dimensioni, di quelle degli elefanti a quelle di animali più piccoli, e quindi ho fatto 200 o 300 fotografie proprio su queste. E quando stavo fotografando una cacca enorme di ippopotamo, a un certo punto, non so perché, mi è venuta a mente questa frase, ho detto fra me e me: ma se c'è qualcuno che fa il lavoro di Dio è la natura, nel senso che poi dal nulla rinasce di nuovo la vita. Questa cosa poi, quando sono tornato a Roma, ho fatto un file e l'ho mandato a Como, dove c'è un'azienda che fa un tipo particolare di tessitura che si chiama Gobelin, e l'ho fatto realizzare tessere in oro su questo sfondo di cacca di ippopotamo. Quindi c'è questo lavoro, facciamo il lavoro di Dio. Questo facciamo il lavoro di Dio poi è tornato, diciamo, utile anche in un'altra mostra, quando mi hanno invitato
a partecipare a una manifestazione che si chiama Libri Come, che si tiene all'Auditorium Parco della Musica di Roma ogni anno, e quest'anno aveva come tema potere, potere inteso in senso ampio, lato, non soltanto in termini in senso negativo, ma anche in termini anche propositivi, positivi. E dato che avevo realizzato anche tutta una serie di arazzi con delle viste dall'alto, ecco che questa idea del facciamo il lavoro di Dio si sposava molto bene con l'atteggiamento di chi controlla senza essere visto, quasi in modo nascosto, notturno, perché poi li ho trasformati come se fossero immagini viste agli infrarossi, e che ci guardano, che ci osservano dall'alto. Erano immagini che ho cercato e trovato nei siti militari che si trovano su internet. Sono immagini apparentemente segrete della CIA, del Mossad, KGB, dei servizi segreti cinesi, l'uno spia l'altro, eccetera. E queste basi militari segrete, in mezzo a queste ho messo anche delle immagini che nulla che avevano a che fare con queste basi, e cioè le immagini di turisti visti dall'alto, oppure immagini di un'autostrada o immagini di un pezzettino di una cittadina vista dall'alto. Però lo spettatore è portato a ritenere che tutto ciò che viene rappresentato sono tutti obiettivi, appunto perché il confine tra ostile o non ostile, nemico o non nemico, obiettivo o non obiettivo, in questo caso è piuttosto labile, piuttosto incerto, ecco, perché si crea una perturbanza da parte dello spettatore che vede questo tipo di lavori. Però vorrei sottolineare, perché magari uno potrebbe pensare che il mio lavoro è tutto al negativo, in realtà non lo è, nel senso che è la messa in scena del negativo, la drammaturgia del negativo, ma non è, nel senso che, come ho detto all'inizio, qui lo dico e qui lo nego. C'è sempre il dubbio della rappresentazione, tant'è che quando ero ragazzo ho iniziato i lavori e li rappresentavo, li raccontavo sopra il palcoscenico di un teatro. Il teatro già di per sé presuppone il falso, per quanto tu possa rappresentare il vero, per il fatto stesso che è sopra un palcoscenico, sai benissimo che è falso. Quindi questo elemento, questa sorta di DNA, me lo sono portato sempre dietro, per quanto possano apparire dure ed estreme, radicali le cose che faccio, poi a ben vedere, sotto sotto, si capisce che non è così. Ecco, questo volevo sottolinearlo, perché altrimenti uno dice accidenti, questo proprio vede tutto nero, in realtà non è così. In quest'ultima mostra che siamo il momento vanno come intrasa vinasa o perlomeno lo giornale, una rattama che gli ischire se pure lo pesa in questo gioco di autocrazia democrazia, cioè nata che l'autocrazia è busanna saianna dessa democrazia, che era entrare a poterio, che era entrare insomma. In questa mostra che hai fatto tu, questo concetto, e non beh, lui dice. Ma guarda, fa parte un po' anche di tutto in generale del mio lavoro, ma vorrei sottolineare che stiamo vivendo, ma questo non a livello, diciamo, italiano, nazionale, ma in maniera un po' globale, per una forma di, come dire, di pirrizia che ci abituiamo a vivere delle dimensioni e delle situazioni che poi man mano scopriamo essere, non vogliamo che poi un giorno svegliarci che sia troppo tardi, ma è un po' il discorso, ti ricordi internet? Internet praticamente a cavallo del 2000 prometteva che la vera democrazia, che tutti quanti avremmo vissuto in un mondo ideale dove ciascuno poteva raccontare ed esprimere liberamente se stesso. A distanza di 20
e più anni è diventata uno straordinario strumento di controllo capillare individuale che non possiamo fare assolutamente niente, parliamo e dopo 2 minuti ci arriva la pubblicità dell'argomento di cui stiamo parlando, eccetera. Quindi questo discorso della democrazia, viviamo una situazione secondo me molto pericolosa, perché non bisogna abbassare la guardia, ma renderci conto che la libertà, insomma, è un bene molto prezioso. E la vittima prima di questa storia, del tempo che stiamo vivendo, è appunto la verità. La verità, perché non riusciamo più a comprendere ciò che è vero, ciò che non è vero, qual è il confine tra vero e non vero. Quindi, e purtroppo in questo senso la comunicazione, anche quella televisiva, quella dei computer, eccetera, giocano un ruolo fondamentale, ma è così tanta l'informazione, la comunicazione, che alla fine tutto si livella, tutto si appiattisce e tutto si confonde l'uno nell'altro. Ecco che è estremamente complicato e difficile, soprattutto per le nuove generazioni, riuscire ad avere una coscienza critica. Penso che sia per loro molto più complicato e difficile vivere oggi rispetto a quello, insomma, al nostro vissuto, che avevamo comunque dei punti di riferimento in negativo e in positivo, ecco. Quindi era più, tra virgolette, più facile districarsi e comprendere le cose. Oggi è molto più difficile, e quindi qui c'è una responsabilità proprio della famiglia, dei genitori, di riuscire a instaurare un rapporto sano e corretto con i propri figli, per fargli capire come stanno le cose, in maniera non ideologica, ma il più possibile autentica e oggettiva. Narrata pure ragione, chi si è ammirato del suo potere si sostituita a ammirata dell'euro, cioè praticamente il controllo di Dio del potere si sovrappone al controllo di Dio. Sono chi non mostra una consegna in televisione e chi rappresenta il suo potere. Sono i sospuro ammirato da un altro potere o sono io il suo potere? È un delirio di onnipotenza, mentre prima c'era una forma di pudore a rappresentare, a esprimere, a raccontare il proprio potere. Tu che vedevi negli anni 70 qualche politico democristiano o comunista che faceva bella mostra di sé, che cantava e ballava in televisione, assolutamente. C'era una forma di Cuccia, ti ricordi Cuccia? Lui non si vedeva, camminava veloce, inclinato su se stesso, scappava, sgaiettolava e entrava in mediobanca e nessuno l'aveva visto, eppure aveva un potere enorme. Incredibile, scusa. Capito? E invece oggi il fatto di avere è come dire commisurato con la visibilità. Più visibilità hai e più potere hai. Questa cosa poi porta a una sorta di delirio di onnipotenza da parte di chi in quel momento detiene il potere e lo fa agire al di fuori di ogni tipo di regola democratica. Quindi è una cosa un po' delicata, nel senso che facevamo le manifestazioni noi quando accadeva qualche cosa, in un attimo eravamo in 30-50 mila per le strade negli anni 70, qualsiasi cosa accadesse. Oggi c'è una gioventù un po' saporifera, nel senso che non si sveglia, almeno quella italiana un po', quella francese un pochettino, quella tedesca, ma in Italia purtroppo per portare in piazza qualcuno, insomma, c'è di portare quasi a forza, insomma. Comunque, andiamo oltre. Bene, io penso che potremmo scolare a Savase Namur de sa nazione vistichesa alla Giorgio Asproni, insomma. Canto bisogna intro di questa nazione vistichesa? Ma guarda, diciamo che per quanto io così mi faccio vedere pochissimo, quasi nulla a Bitti, però sono quelle cose che uno ha, come dire,
dentro, fanno parte della propria storia, propria memoria, le proprie radici, eccetera, e sono per me molto importanti anche soprattutto per il lavoro. Ecco, questi elementi che come dire, viaggio su due binari, un binario antico, quasi come dire nuragico, antropologico, terragno, granitico, eccetera, e dall'altro c'è il nostro tempo, la nostra realtà, eccetera. Però non potrei raccontare con efficacia il nostro tempo se non avessi il sostegno di questa memoria antica. Ecco. Questo per me è un elemento molto importante, è una memoria, come dire, che ha già visto, che ha già vissuto, che è una memoria che ti fa vedere le cose in maniera un pochettino disincantata, no? Non abbastanza distaccata in maniera oggettiva. Per me è una cosa molto importante. Della mia storia a Bitti naturalmente ricordo tante cose, dal cinema, dall'andare al mare, dal giocare nella Piazza Nuova, che allora venne, mi ricordo, inaugurata quando stavo lì, e che avevano messo le mattonelle nuove e la fontana che non so neanche se c'è ancora la stessa. Bergamo. No, noi siamo a Tessi, però il Galenì, non siamo più su Luca Maiano. Aiuole avevano messo i fiori, poi degli amici di papà avevano fatto lo scherzo di buttare una scarpa mia dentro i fiori e poi avevano chiamato la guardia dicendo guarda, vedi, neanche inaugurato, già i bambini buttano le scarpe in mezzo a fiori. E di chi è? Dice, è del figlio di Diego Campino. Allora ha preso la scarpa, è andato a casa e c'è la mamma che dice oggi la multa. Dico, ma che è successo? Tuo figlio ha buttato la scarpa. Ma no, sono bambini. Guarda, dammi la scarpa nuova che mamma aveva comprato il giorno prima, fai il bravo, guarda ti do una forma di formaggio. No, questo è nell'esercizio delle sue funzioni, vado e ti denuncio di qua, di là. Insomma, sua morale è andata a finire che mentre andava via mamma lo ha preso di spalle, lo ha buttato per terra e gli ha portato via la scarpa. Ecco, questo è un piccolo episodio che mi è stato raccontato, che è molto divertente. Poi andavamo al mare a Santa Lucia per 30-40 giorni, anche lì c'erano queste casette di pescatori di Ponza che le lasciavano libere per le persone che le affittavano d'estate, e loro trasferivano tutto il contenuto delle loro casette in mezzo alla pineta, e lì allestivano la camera da letto, quella da pranzo, e poi sopra ci mettevano un telo delle barche, no? Dei barconi che loro usavano per la pesca. E noi, d'altra parte, così come anche gli altri, prendevano e caricavano i leoncini, c'era il camion, si chiamava il tetrotto, il leoncino, lo caricavano di ogni cosa, le reti, i mobili, sedie, damigiane col vino, patate, tutto quello che poteva essere utilizzato e necessario veniva trasferita letteralmente una casa al mare, no? E poi viceversa alla fine delle vacanze ritornava indietro a Bitti. Questa era una consuetudine che si verificava ogni anno, che per i bambini era molto divertente, insomma, ecco. Quindi bagno la mattina fino alle 9, 9:30, subito immediatamente a casa, poi in pineta il pomeriggio e cose di questo tipo, ecco. Questo era. E quindi talmente spuro sul cinema di Peppanna, insomma, che mi nanno. Sì, lo ricordo bene perché io non riuscivo mai ad avere 50 lire 50, salvo una volta che fecero un film con Giovanna d'Arco e che tutto il paese andò
a vedere questo film, e ricordo che quando gli uomini che erano tutti seduti che fumavano, le donne in fondo con in braccio tutti i bambini, e quando l'attrice principale, che allora era la Ingrid Bergman, fu legata al palo e poi bruciata quando c'era il fumo, e tutte le donne cominciavano a piangere, i bambini lo stesso, e non si capiva più niente quel cinema lì, ecco, salvo quella volta. Altre volte che cercavo di andare al cinema non mi era possibile perché non avevo i soldini. Quindi la mattina della domenica andavo a fare il giro dei parenti o delle persone che conoscevo per vedere se riuscivo a raccogliere 50 lire, che era la cifra che serviva per andare al cinema. E in primo luogo andavo da parenti di famiglia, dove c'era una persona anziana che mi aspettava perché dovevamo giocare a carte. Quello era il suo divertimento della domenica mattina, la sfida e mettevamo, diciamo, come posta in palio 50 lire che lui sapeva che mi servivano per il cinema. E però era perfido, nel senso che faceva finta di perdere, poi all'ultimo momento invece vinceva lui, e quindi avevo un debito con lui di oltre 300 lire, e quando capivo che non c'era verso e lui diceva facciamo un'altra partita, e dicevo no, basta, eccetera, me ne andavo sconsolato. Poi facevo un altro giro dalla zia, la quale voleva sapere sempre tutte le cose di famiglia, perché non mi dava il dolcino, ma non mi dava neanche una lira. E alla fine andavo da mia nonna, che lei era l'unica generosa, però lo era a modo suo, nel senso che quando non c'era nessuno, che non c'era la figlia che vedeva, metteva la mano in tasca e mi dava questo gran tesoro che io già dal peso capivo che invece era ben poca cosa, e cioè 5 lire. Però lei, essendo nata nel 1860, pensava che 5 lire, lei allora aveva 98 anni, pensava che fosse una cifra piuttosto consistente, quindi me ne andavo via con queste 5 lire e poi tornavo a casa e speravo sempre che ci fosse mamma e le sue amiche, perché poi irrompevo nel mezzo con la mano tesa e diceva ma te che eri questo pizzino? E mamma diceva Inari Cherete, cosa vuoi fare dei soldini eccetera? Al cinema, e daglieli i soldi, se li do a lui, li devo dare a tutti quanti, diceva mamma. Insomma, morale, venivo ricompensato in quel momento per levarmi di torno con altre 10 lire. Quindi con 15 lire naturalmente non potevo fare assolutamente nulla. Alle 2 mi presentavo anch'io davanti al cinema per entrare, e c'erano naturalmente tutti i bambini vocianti che volevano entrare, e quindi quando alle 2:30 arrivava il proprietario, praticamente tutti quanti entravano, io rimanevo lì nell'atrio a guardare i cartelloni, o almeno a fare finta di guardare i cartelloni, e lui mi diceva ma te ne vuoi andare? No, e io no, perché i cartelloni non si possono vedere, ne vuoi andare, eccetera. E poi in maniera così supplichevole gli dicevo ma mi fate entrare? E lui diceva sempre la solita frase, ti faccio entrare bene a calci nel sedere, no? Eccetera. E io rimanevo lì, perché lui, c'erano 2 tendoni, lui si metteva su uno dei 2 tendoni e guardava la programmazione, però ogni tanto girava la testa per vedere se stavo ancora lì. Io naturalmente stavo lì. Quando però sentivo che c'era la musica, perché generalmente erano film storici, western, c'era la musica che creava una certa tensione, quindi la sua attenzione era catturata da quello che succedeva nello schermo, in un lampo io entravo dall'altra parte del tendone, nel secondo ingresso, però opportunamente non è che mi buttavo nella sala, ma rimanevo nella intercapedine tra i tendoni. Lui si rendeva conto che questo forse gliel'aveva fatta e guardava, sbirciava ora da una parte, ora dall'altra, io a mia volta sbirciavo e rimanevo lì. Veniva dalla mia parte e andavo dalla sua, e approfittavo dell'occasione
che quando, perché allora si poteva entrare nei film anche a film già iniziato, c'era questa abitudine, no? Anche a metà film uno entrava, eccetera. Quindi quando arrivava qualche giovanotto ritardatario e lui era costretto ad andare alla cassa, allora è il momento per andare in avanti, mischiarmi con tutti i bambini e riuscivo a volte con questo sotterfugio a vedere qualche film. No? Ecco, quindi mi ricordo molto bene tutte queste mie domeniche passate cercare di entrare senza pagare al cinema. Ti ecco un'altra domanda. Allora, mi ha contato Daniele Cossello che una volta sono andato a cantare che sul tenore Remuno e Locu a Pontedera. Poi terminiamo, attenzione. E vidi babbo tuo, Diego Campino, che ha chiesto un pacco secco, cioè ti perdendo la vista in questo periodo. E però insomma è allegro e a Saine che l'hanno artiata sul palco e ha cantato a tenore. A Bocche a ballo serio ha cantato. Ecco, tu ti è toccato di questa No, notte di cantare? no, 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 anche perché, come dire, non c'è occasione. Probabilmente se avessi avuto qua una compagnia di coetanei che avevano questo desiderio, magari anch'io mi sarei buttato, ma non ho avuto, diciamo, non ho avuto occasione, ecco. E stanno l'occasione, la desidera appena chi magari ti capita di Beh, vedere. ma non è soltanto l'occasione, naturalmente bisogna avere anche capacità, insomma, bisogna... Ma chi è la tasarte latta, chi è la sa capacità, Uno poi si eh, butta, ma chi è la, insomma, poi no che abbiamo, metta gente volenterosa che ti dia tranquillamente e pone a cantare, noi così, talmente del bacchire di bannino, oppure dei suoi buffoni, Nando Buffoni, e beh, Nando lo hanno posto da cantare, lo hanno posto in mezzo del tenore e hanno cantato, quindi abbiamo aspettare pure a Ciriaco Campus vabbè, a se fare capita molto volentieri. il sottenore, in uno dei sostenori delle vite, insomma. Il Molto volentieri. Temenara. No, no, beh, sicuramente appena ho occasione di tornare a Bitti, magari, perché no? Sembra una Eh, cosa Piano divertente. che fa sempre le carchiesta, come per seste tanto iogli, per esempio, no? Ma la terra di ebiti, foresta aperta, in Tepilora, fa sempre qualche cosa di movimento, ecco, magari ti chiarese mantenere informato, sì, chi visti TV, Va bene, sei informato del pacco e tutto. d'accordo, d'accordo. Bene, mi pare che abbiamo sterminato questa bella ragionata e Spero quindi di non essere stato salutiamo, troppo... visti che sono amantioso dei distintivi che vengono pure non visti che sono che zicchini, questo esperimento insomma del villaggio elettronico che siamo facendo. Va bene, vi seguirò molto Eh, volentieri. Grazie, e quindi a mezzo vedere a tutti, vi salutiamo, grazie. e come Sì, mezzo da casa, e casa trasmettiamo in diretta da Esso Senato, se non mi batta una conferenza Arte e Robot, che a te essere appassionante, magari se ti la chiede sentire e scrive a San 9 mesi, Arte e Robot, che gli vedere grazie. a Edana in quest'arte e Robot, no? Che pare che sia in tutto canto sa ragionare di alto, nel concetto lo metta alto. Beh, è un bene. D'accordo. Bene, a tutto, vi salutiamo, resta in linea un attimino, che tancamo la diretta.